Grazie Licata. E noi andiamo al vertice dei ministri degli interni dell'Unione, dove Salvini non abbassa la guardia sulla nave Diciotti, non autorizza nessuno sbarco, se spiega prima non scendono in manette i colpevoli dell'ammutinamento e stringe un patto con Germania e Austria per blindare i confini. In diretta da Innsbruck, Barbara Romano. Sì, buon pomeriggio da Innsbruck. Salvini ha lasciato il vertice informale dei ministri dell'interno dell'Unione Europea circa un paio di ore fa e ha espresso piena soddisfazione per gli impegni portati a casa. Ha detto, ha evidenziato ai colleghi quello di cui abbiamo bisogno per tutelare la nostra sicurezza e per ridurre i morti in mare. Ci sono molte nostre proposte condivise, appunto, a partire dagli accordi con i paesi d'origine per i rimpatri, alle espulsioni più veloci, alla concessione di maggiori aiuti economici alla Libia e soprattutto al riconoscimento della Libia come porto sicuro. A tal proposito ha anche di nuovo puntato il dito contro le navi ONG dicendo che occorrerebbero indagini europee contro queste ONG perché molte di queste organizzazioni hanno dimostrato di non avere uno scopo umanitario, e poi ha anche chiesto che vengano riviste le regole di alcune missioni in mare come Sofia. Molti impegni però non nell'immediato. Invece Salvini chiede fatti subito, già entro la fine di luglio, perché non mi fido di questa Europa, però comunque si dice ottimista. Sentiamo Salvini e poi la linea può tornare a voi. Penso che un clima come questo in Europa non si respirasse da alcuni anni. Per me è un bene, per qualcuno è un disastro, disperazione, sciagura, però o cambia adesso o non cambia più. O l'Europa cambia adesso o l'Europa non cambia più.